Al via la 29esima edizione della Sagra della Cipolla, l'evento principe dell'estate di Castrofilippo. È tutto pronto per il tradizionale appuntamento che costituisce un omaggio alla tradizione enogastronomica di Castrofilippo, patria incontrastata della cipolla, e che rappresenta un momento di riscoperta delle antiche tradizioni, di coinvolgimento degli abitanti di Castrofilippo e di richiamo in massa di visitatori dei paesi vicini. L'inizio è previsto per le 20:30 di giovedì 10 agosto in Viale Bonfiglio, la classica e imperdibile degustazione di numerose pietanze a base di cipolla paglina, presidio slow food, durerà 4 giorni fino a domenica 13 agosto per riscoprire e valorizzare le antiche tradizioni del prodotto tipico di Castrofilippo. Il primo giorno, giovedì 10, verrà inaugurata un'installazione artistica in cartapesta a cura dell'associazione Happy People e suonerà la banda Sicania Folk. Secondo appuntamento venerdì 11 agosto con lo spettacolo culinario di show cooking a cura dell'Euroform e l'esibizione della banda Acra Rumba. Sabato 12 agosto, ad affiancare la degustazione dei piatti a base di cipolla paglina, sarà lo spettacolo di cabaret con Toti e Totino. Quindi la giornata di chiusura, domenica 13 agosto, proseguirà con la degustazione di cibi e l'esibizione musicale della band I Bad Baboom. L'evento è patrocinato dall'assessorato turismo e spettacolo della regione siciliana. La location delle 4 serate sarà sempre Viale Bonfiglio, dove alle 20:30 si terrà anche il mercatino dell'artigianato locale, che valorizzerà i prodotti tutti rigorosamente frutto del lavoro certosino di artigiani e artisti locali. Siamo riusciti a dare nuova linfa vitale alla Sagra della Cipolla, ha sottolineato il sindaco Gioacchino Baio di Castrofilippo, evento cardine del palinsesto delle manifestazioni estive castrofilippesi, grazie alla sinergia creata sul nostro territorio per creare indotto, dare slancio all'economia locale e rendere fieri dei propri prodotti i nostri agricoltori.